E Darwin a questo punto ha una reazione tipica sua, perché dice, scrive subito a Lyell, al suo capo, dice, guarda, è successa una tragedia, perché mi ha scritto questo qui e è arrivato alle mie stesse conclusioni. Da questo momento in poi io mi ritiro dalla vita pubblica, dice, non voglio più comparire da nessuna parte nella vita scientifica inglese, perché, dice, se io a questo punto pubblico le mie idee, tutti penseranno che lo sto facendo per anticipare questo ragazzo. Quindi adesso pubblicate lui e io non voglio più essere contemplato nella vita scientifica inglese. Lyell, persona molto saggia, capisce che è una crisi isterica e gli manda una lettera molto bella perché comincia così, dice, primo, sei un pirla perché io da 10 anni che ti dico di pubblicare, primo, sei uno sciocco perché io da 10 anni che ti dico di pubblicare. Secondo, calmati, adesso facciamo una cosa come si deve, pubblichiamo, cioè rendiamo note queste idee con la firma doppia, la tua e la sua, con una sintesi delle idee di Wallace e una sintesi tua che prendiamo da una lettera che lui aveva scritto ad Asa Gray, che era un americano, un botanico americano. E così acconsentono entrambi e succede questa cosa che Lyell, il 1° luglio del 58, piena estate ormai, mette all'ordine del giorno, nell'ultima seduta prima dell'estate della Linnean Society a Londra, una voce che è teoria dell'evoluzione per selezione naturale. E io sono andato a riprendermi la cronaca di questa riunione ed è fantastica perché sembra una comica, perché Lyell è il verbalizzatore, dice presenti 38, svegli, presenti di spirito 14, dice. Età media tra i 65 e i 75 anni. Dice. Io ho messo la voce, è molto ironico, dice, io ho messo la vostra rivoluzione come ultimo punto all'ordine del giorno. Dopo aver discusso di tutte le questioni legate alla vita della Linnean Society, ho declamato la vostra rivoluzione, leggendo, riga per riga, il saggio di Darwin e il saggio di Wallace. Finito di leggere, dice Lyell, non c'è stata nessuna domanda. Nessuno si è accorto della vostra rivoluzione. Ho chiuso la seduta e tutto si è svolto tranquillamente. Darwin gli risponde, e nella risposta di Darwin c'è tutta la sua... Darwin non era un cuor di leone, questo si è capito abbastanza, e dice, fantastico, non hanno fatto nessuna domanda, non se ne sono accorti? Perfetto, dice. Perché noi quello che dovevamo fare, cioè noi l'abbiamo detto, se poi non se ne sono accorti è perfetto, basta, non c'è più niente da fare. Abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare. In realtà le cose poi andranno diversamente perché Lyell lo convince a pubblicare l'origine delle specie e pensate alla stranezza della cosa, lui ce l'aveva lì da 20 anni e l'origine delle specie la scrive in tutta fretta, infatti è un libro con una struttura molto disordinata, molto particolare, con dei capitoli lunghissimi sui piccioni, perché lui ha preso un sacco di roba che aveva già, l'ha messa insieme e ha fatto un riassunto di quello su cui stava lavorando. Ed è uno dei riassunti più famosi della storia, che è diventato noto come l'origine delle specie, che ha quindi una storia molto complicata alle spalle ed è il frutto in sostanza di un rimaneggiamento finale, ci ha messo 13 mesi tra varie letture ed esce, come sappiamo tutti, il 24 di novembre del 1859 e da lì in poi io non racconto più niente perché quello è quello che sappiamo tutti, quello che succede dopo, i dibattiti, l'origine dell'uomo, però è bello vedere la storia di Darwin invece tutto quello che è successo prima, che nessuno conosce, no? Del Darwin oscuro, del Darwin prima dell'origine delle specie, che avevamo studiato molto poco. Vengo alla conclusione, perché ovviamente la risposta allora alla domanda di Laura Fitzroy è questa. Darwin in effetti si è spaventato esattamente per quella ragione, perché ha capito che aveva oltrepassato il segno. E in che cosa aveva oltrepassato il segno? Nel fatto che ha capito che la spiegazione evoluzionistica è incompatibile con direzioni, provvidenze, finalità intrinseche alla natura, presenti all'interno della natura. Allora, in questo libro, cosa faccio? Così ve lo racconto poco e se avete voglia lo leggete, ovviamente. Cerco di fare l'esercizio, potremmo dire, reciproco di quello che ho fatto adesso. Nel libro io analizzo ricerche scientifiche degli ultimi 3-4 anni, massimo 5 anni, quindi le ultimissime evidenze emerse in campo evoluzionistico. E ho scelto come casi di discussione tutte teorie, evidenze che Darwin non si sarebbe nemmeno potuto immaginare. E l'ho fatto apposta, nel senso che
in questo libro uso dei dati scientifici che a volte addirittura contraddicono quello che Darwin sosteneva e che in ogni caso Darwin non poteva nemmeno immaginare. Darwin non sapeva cosa fosse un gene, un cromosoma, figurati se poteva immaginare cosa sono la deriva genetica, tutti i meccanismi che oggi studiamo e che sono fondamentali per capire l'evoluzione. Allora prendo tutti questi esempi per far vedere, questo è molto importante, no? Che non dobbiamo sempre dipendere dalle sue intuizioni ottocentesche, ma che oggi conosciamo un sacco di roba, ma tantissima roba che lui nemmeno si poteva immaginare potesse esistere. Prendendo questo materiale, la mia domanda è: la risposta di Laura Fitzroy è ancora giusta oggi? Cioè, detta in soldoni, questa idea che l'evoluzione è un processo contingente, non direzionato, è ancora vero 150 anni dopo Darwin e quasi 100 anni dopo quella domanda, quella risposta che dà Laura Fitzroy alla domanda di Nora Barlow? E la conclusione a cui giungo è che sì, decisamente sì, cioè quell'oltrepassamento del segno che in Darwin c'è già, accennato, abbozzato, pieno di paure, di riluttanza, oggi è confermato oltre ogni ragionevole dubbio da tantissime scoperte scientifiche che dimostrano la bellezza dell'evoluzione proprio in questa sua capacità di esplorare l'improbabile e di rendere possibile ciò che non era scritto prima, no? Questa esplorazione di possibilità. E i due esempi che faccio molto veloci sono proprio due esempi, ripeto, che Darwin non poteva nemmeno concepire. Uno sono le estinzioni di massa, che Darwin non piacevano per niente. Sapete, Darwin sapeva, perché l'avevano già scoperto prima di lui, i francesi, soprattutto Cuvier, che la storia naturale non è lineare. Se voi osservate sui tempi lunghi l'evoluzione delle specie, quindi osservate sequenze fossili molto antiche, vi rendete conto che le specie evolvono nel tempo in certi periodi e si diversificano e succedono le cose, diciamo, normali dell'evoluzione. Ma poi ogni tanto succedono delle cose drammatiche, catastrofiche, le vedete proprio chiaramente, in cui nell'evoluzione vedete che delle faune intere vengono sostituite, massacrate, ci sono delle ecatombi incredibili, e a partire dai pochi sopravvissuti il motore dell'evoluzione riparte. Questo succede 5 volte in modo macroscopico, in modo veramente fortissimo, e in tante altre volte in modo meno potente. Le Big Five sono le 5 grandi estinzioni di massa che sono conosciute oggi perché sono addirittura i marcatori delle diverse grandi ere, no? Della geologia. L'ultima, nemmeno la più drammatica, è quella di 65 milioni di anni fa, che porta tra l'altro all'estinzione di gran parte dei dinosauri, di non tutti, perché sapete che gli uccelli sono diretti discendenti dei dinosauri, di una piccola sottofamiglia di dinosauri, quindi sgambettano ancora qua fuori i dinosauri, i loro discendenti. Queste ecatombe Darwin le conosceva, ma le rifiuta, perché Darwin, soprattutto nell'ultima parte della sua carriera, si affezionò molto, sbagliando, a un'idea molto gradualista dell'evoluzione, per cui lui arrivò alla conclusione che l'evoluzione doveva essere un processo con un ritmo uniforme, sempre uguale, lenta, inesorabile, piano piano. La selezione macina piano piano i suoi cambiamenti. E invece, quando gli venne presentata l'evidenza di queste estinzioni, rispose, sbagliando, dicendo no, in realtà queste estinzioni di massa sono un artefatto, nel senso che noi non conosciamo bene i fossili, abbiamo dati troppo frammentari, e allora quelle che adesso ci sembrano delle grandi cesure, vedrete che scopriremo in futuro che nascondono anche loro una gradualità. E in questo si è sbagliato, perché 150 anni dopo sappiamo che quella gradualità non c'è e che quelle estinzioni di massa sono reali, sono successe davvero e sono degli episodi dovuti a dei grandi sconvolgimenti ecologici, impatti di asteroidi in alcuni casi, deriva dei continenti, eruzioni vulcaniche in altri casi, cioè una serie di fenomeni macroevolutivi, si dice, che hanno cambiato le regole del gioco. Gould lo diceva sempre a lezione, diceva l'evoluzione è come un gioco, voi state giocando a carte, state giocando a briscola, con le regole della briscola, e fate un sacco di partite a briscola. E facendo un sacco di partite a briscola ci saranno dei giocatori che sono più bravi di altri, che vinceranno più partite, insomma il gioco normale dell'evoluzione.
Poi diceva Gould, immaginatevi che a un certo punto però ogni tanto una folata di vento porta via tutte le carte e bisogna ricominciare a giocare. E ricominciando a giocare, quello che stava vincendo prima la partita non è detto che la stia vincendo anche dopo, perché la partita è ripartita da zero. Questo modello si chiama modello delle different rules, cioè dei cambiamenti di regole improvvisi, è oggi applicato tantissimo in campo evoluzionistico ed è uno dei motori fondamentali del cambiamento. Un po' come sapete gli incendi nella foresta, no? Quelli naturali, no? Sapete che quando il sottobosco si infittisce troppo di materia secca, a un certo punto aumentano le probabilità di un incendio catastrofico. Più passa tempo, più l'incendio successivo sarà importante. L'incendio è distruttivo sulle prime, però libera anche molto spazio ecologico e dopo l'incendio la foresta riparte più rigogliosa che mai. Ecco, le estinzioni di massa sono un episodio di questo tipo. Liberano improvvisamente spazio ecologico e dopo di loro il motore dell'evoluzione riparte più rigoglioso di prima. Questi episodi sono fortemente contingenti, cioè cosa vuol dire? Vuol dire che sono indipendenti dal valore e dall'efficienza delle specie che abitavano il pianeta prima della catastrofe. Non so se mi spiego. Sono praticamente delle interruzioni, delle singolarità che interrompono il gioco evolutivo. Tant'è vero che si chiamano estinzioni non selettive. Perché, e non è scandaloso dirlo, in questi casi non è detto che sopravviva il più adatto. Capite? Perché essendo il cambiamento troppo veloce, troppo rapido, anzi, come ci ha insegnato Gould, spesso sono proprio quelli che erano molto ben specializzati all'ambiente precedente, i primi a farne le spese. Proprio perché essendo molto specializzati alle nicchie ecologiche piene di prima, al cambiamento ambientale sono i primi a soccombere. Gould faceva sempre vedere una slide, un elenco di specie estinte, diceva, vedete, quelle in cima alla lista nera sono quelle più specializzate, quelle che se la cavavano meglio prima, ma sono tutte in cima alla lista dell'estinzione. Diceva sempre, non specializzatevi troppo, perché più vi specializzate, più sarete esposti alla prossima estinzione, che ha un senso molto preciso. Allora, cosa vuol dire questo? Non che Darwin sia sbagliato, ma che in questi casi qua la spiegazione non può essere soltanto darwiniana, ma dobbiamo avere una spiegazione di altro tipo che si chiama macroevolutiva, e la spiegazione macroevolutiva è ancora più contingente dell'idea di contingenza che aveva Darwin, perché questi sono dei momenti in cui la traiettoria della storia, la locomotiva della storia viene deviata in una direzione imprevedibile. Se un extraterrestre fosse caduto sulla Terra 66 milioni di anni fa e avesse visto quello che stava succedendo, tutto avrebbe scommesso tranne che sulla vittoria dei mammiferi e sul successo dei mammiferi, perché avrebbe visto dinosauri dappertutto, avrebbe visto dinosauri molto ben diversificati, adattati a tutte le nicchie ecologiche, carnivori, erbivori, in acqua, volanti, in mare, dappertutto. Erano i dominatori, avevano in mano loro gli ecosistemi, occupavano tutte le catene alimentari dall'inizio alla fine. E noi mammiferi che cosa eravamo? Eravamo quelli che gli ecologi chiamano organismi interstiziali, che è una roba brutta, però insomma sembra una cosa brutta, vuol dire in pratica organismi che se la cavano negli interstizi lasciati liberi dagli altri. Noi eravamo questa cosa qua, a sangue caldo, pelliccia, notturni, vegetariani, quasi tutti, o con dieta mista alcuni, eravamo questa cosa qua. Ci è stata data una grande occasione, quell'asteroide, non solo lui, ma insomma tutto il complesso di cause che ha portato all'estinzione dei dinosauri, ha liberato un sacco di nicchie ecologiche e da quegli organismi interstiziali si è prodotta una diversificazione pazzesca che ha portato a rioccupare tutte le nicchie lasciate libere dai dinosauri. E pensate che prima di 65 milioni di anni fa i mammiferi erano quasi tutti di queste dimensioni, come dei toporagni all'incirca, quasi tutti simili a roditori, noi eravamo quella cosa lì. Dopo l'impatto, dopo l'estinzione di massa, da quei roditori, fateci caso, vengono fuori in 8, 10, 15 milioni di anni, ovviamente ci vogliono i suoi tempi, chiaro, nell'evoluzione sempre, ma da quei topi, da quei roditori, vengono fuori pipistrelli, balene e tutti gli altri mammiferi, primati compresi. E pensate a quanto sono diversi un pipistrello e una balena, e sono tutti e due mammiferi. Quindi un processo di diversificazione che si chiama radiazione adattativa che segue l'estinzione di massa. Questo è un esempio tra i tantissimi che potrei fare di come il gioco evolutivo è un gioco imprevedibile a priori. È un gioco in cui
le regole del gioco possono cambiare, in cui non sopravvive sempre il più efficiente. Nel caso dell'estinzione di massa dei dinosauri è sopravvissuto il più flessibile, il più opportunista, che eravamo noi. Quello che se l'è cavata meglio perché noi abbiamo avuto una botta anche noi, perché i mammiferi si sono estinti al 30%, però ce la siamo cavata perché eravamo già notturni, ci cibavamo di semi che durano molto tempo nel terreno, siamo riusciti a uscire fuori da quella che è stata chiamata la lunga notte del Cretaceo, mentre i dinosauri non sono riusciti ad uscire.